È stato pensando ai mondiali di sci del 2021 che a Cortina è tornata l'idea di riaprire l'aeroporto, servizio che negli anni 70 era operativo. In più occasioni gli appassionati hanno provato a rilanciarlo, ma senza successo. Questa potrebbe essere l'occasione buona. Cortina ha bisogno di essere collegata nei circuiti internazionali, quindi è il metodo più veloce per raggiungere Vienna, Roma, Ginevra. Quindi è interessante dal punto di vista proprio della strategia turistica. E poi anche in previsione dei mondiali 2021 è un collegamento che ci viene richiesto. C'è già un progetto di fattibilità che ipotizza una leggera rotazione dell'asse storico della pista che andrà allungata di qualche centinaio di metri verso sud. Va sistemata tutta l'area che presenta ancora oggi la bruttura dell'hangar crollato sotto il peso della neve, ma qualcosa attorno a questo progetto già si muove. L'aeroporto, che ha suscitato molto interesse nell'imprenditoria veneta e non solo di Cortina, e quindi ci saranno una serie di imprenditori che si sono detti disponibili a sponsorizzare e a investire su Cortina. Il progetto sarà presentato nelle prossime settimane alla popolazione. La storia del servizio impone la massima trasparenza e altrettanta sicurezza. Il comitato lo presenta come servizio per decollare insieme verso il futuro, nel rispetto delle tradizioni e dell'ambiente. Una forma di collegamento rapido ci permette veramente con un nastro d'asfalto di essere più vicini a tutti gli hub e quindi dare un servizio ulteriore necessario ai mondiali 2021.